Quando entra a Palazzo Moroni, il feretro di Claudio Sinigaglia è accolto dal silenzio rispettoso, il saluto della polizia locale, nel cortile del municipio gli amici con cui spesso proprio in questo luogo si era intrattenuto in lunghe conversazioni di politica. La moglie Roberta e i figli Edoardo, Gregorio e Virginia non si lasciano mai le mani, nei loro occhi il dolore ma anche l'orgoglio di essere la sua famiglia. L'addio commosso all'ex assessore regionale ed ex vice sindaco, in molti lo hanno voluto salutare ricordando la sua gentilezza e il sorriso appena accennato ma cordiale, il suo impegno nel sociale, nella sanità e nello sport, come ha ribadito il vice sindaco Andrea Michalizzi. Realizzando tanti impianti sportivi, tante palestre che ancora oggi consentono a tanti ragazzi di praticare sport in un ambiente sano e vicino alle proprie case. Anche il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha avuto parole di grande stima per Sinigaglia. Commovente e da esempio negli ultimi mesi di malattia la sua volontà di partecipare in varie forme ai lavori del Consiglio regionale. Ci mancherà perché uomini della sua tempra, coerenza e intelligenza sono veramente rari. Ciao Carlo. Il ricordo di Sinigaglia politico lo tracciano l'ex sindaco Flavio Zanonato, che lo definisce un amministratore del fare, e l'amico di sempre Gianni Berno, che lo chiama il professore del bene comune, ricordando la sua professione di docente prestato alla politica. Spetta al figlio maggiore Edoardo ricordare Claudio papà. Era un papà attento, anche se molto impegnato. Quando avevamo veramente bisogno di lui c'era. Non ci faceva sconti. La frase che ci ripeteva sempre a me, Gregorio e Virginia, era: dovete impegnarvi a costruirvi come persone, non potete mai improvvisarvi. Quando il feretro esce, l'abbraccio della città che lo accoglie con un lungo applauso. Poi la funzione religiosa nella chiesa di Santa Maria Assunta, Chiesa Nuova, la parrocchia che lo ha visto crescere e muovere i primi passi nell'azione cattolica. All'interno posti contingentati, ma all'esterno in tanti hanno preso parte alla cerimonia grazie ai maxi schermi e alla diretta YouTube. Quello che abbiamo ricevuto da Claudio in vita è solo una caparra di quello che ci aspetta, ha detto Don Pierpaolo Peron. Nulla andrà perduto, anzi ci rincontreremo. I figli hanno ringraziato tutti i medici che hanno curato Sinigaglia nei mesi difficili della malattia e per i molti messaggi d'affetto ricevuti. L'ultimo grazie però è per il papà. Ciao papà, non ti preoccupare per noi, abbiamo più o meno tutto sotto controllo. Veglia su di noi da lassù.